Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Lunedì pomeriggio il centrodestra si incontrerà a Portogruaro alla vigilia di un importante incontro fissato per martedì. Martedì 11 agosto alle 17 infatti Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, incontrerà Angelo Tabaro per le prove generali di una grande coalizione. Si è saputo tra l'altro nelle ultime ore che qualche esponente del centrodestra è stato cercato per fare l'assessore esterno, per cui anche questo insomma fa capire che c'è aria di accordo probabilmente in seno al comune di Portogruaro. È una situazione comunque abbastanza dal Veneto. Abbiamo invitato Lucio Leonardelli, quasi consigliere comunale a Portogruaro, perché comunque lei ha corso con il centrodestra che sosteneva Tabaro. Il centrodestra ha avuto la maggioranza dei voti a Portogruaro al primo turno, per 19 voti, più del 50%, però non c'è un governo a Portogruaro. Non c'è un governo e questa è la... Forse ci sarà la grande coalizione, perché so che si sta lavorando per questo, per la grande coalizione. Ma sa, io a dire il vero ho qualche dubbio sul fatto che si possa arrivare a una grande coalizione, nel senso che da come si stanno muovendo le varie persone che sono più o meno interessate in questa fase, più o meno coinvolte, mi pare che non ci sia la grande volontà, perlomeno a parole c'è, ma poi nei fatti mi pare che questa non esiste. Questo per divisioni all'interno delle due coalizioni, secondo lei? Ma questo anche, se però vediamo dalla parte del centro-sinistra, il sindaco ha fatto una serie di forzature, non da ultimo la nomina degli assessori, il fatto che si sta agendo anche sul piano delle nomine dei vari enti senza aver approvato quella che è la delibera che definisce i criteri e linee guida per le nomine, insomma tutta una serie di forzature. Dall'altra parte mi pare di capire che ci siano in effetti delle situazioni abbastanza diversificate. Ringraziamo dunque Lucio Leonardelli, la linea alla redazione centrale.